Torna la Flex, protagonista di un altro colpo grosso in Friuli, un colpo da 70.000 euro. È successo in un'abitazione di Pertegada, frazione di Latisana. Usando l'attrezzo, i ladri hanno aperto la cassaforte a muro e sottratto il prezioso contenuto di contanti e gioielli. Il tutto mentre il padrone di casa non c'era. Hanno forzato un infisso, si sono introdotti nella villa, localizzato la cassaforte e poi l'hanno aperta, sventrandola. Un lavoro lungo, ma avvantaggiati dall'assenza del proprietario hanno potuto agire indisturbati. Conquistato il bottino, sono fuggiti apparentemente senza lasciare traccia. La vittima della spiacevole visita è un anziano che, una volta rientrato a casa, ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Latisana, nella speranza di riuscire a raccogliere qualche indizio utile all'identificazione dei ladri già in fuga. Secondo una primissima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, questi sarebbero entrati in azione tra le ore 11 e le 18, quindi in pieno giorno.